L'ex magistrato Alberto Di Pisa, che era stato procuratore anche a Termini Imerese e a Marsala, è morto nella sua abitazione a Palermo all'età di 78 anni. Di Pisa era stato dimesso nella giornata di ieri in fin di vita all'ospedale dove era stato ricoverato per un tumore. La Regione nel tardo pomeriggio esprimeva il suo cordoglio con un comunicato stampa a firma del presidente Nello Musumeci. Dal 2018 al 2021 è stato commissario straordinario dell'ex provincia regionale di Agrigento. Di Pisa fu apprezzato anche per il suo rigore morale e la competenza amministrativa. Era stato commissario straordinario del Libero Consorzio, dove ha profuso con tenacia il proprio impegno. Sentiamolo in questa breve intervista che abbiamo realizzato ad Agrigento durante la presentazione del suo libro. Il titolo del libro è Morti opportune. Dottore Di Pisa, ecco, da cosa scaturisce l'idea di fare questa edizione? Ma l'idea del libro nasce dall'aver constatato come negli anni che vanno dal 60 anche al 90 si verificano tutta una serie di morti per incidenti stradali, per suicidi, per infarti o comunque per fatti accidentali di una serie di appartenenti ai vertici della polizia, dei carabinieri, dei servizi segreti. Si tratta di morti che vennero archiviate dal punto di vista giudiziario, ma sulle quali a mio avviso vi sono dei dubbi e dei sospetti che in realtà di morti per suicidio o per incidente non siano state. E quindi nel mio libro evidenzio tutti questi dubbi, questi elementi, lasciando poi un po' al lettore di farsi una propria idea. Ecco, il caso più eclatante tra i tanti che lei analizza? Ma il caso più eclatante potrebbe essere per esempio quello Mattei De Mauro, oppure quello del capitano De Vita che indagava sulle navi a perdere, cioè le navi che contenevano dei rifiuti tossici e che venivano interrate nelle acque del Mediterraneo e che morì anche lui improvvisamente in maniera strana. E poi sono circa 15 casi, ora tutti hanno Una funzione didattica il libro anche per le nuove generazioni che non hanno vissuto quel periodo? Beh, è una funzione didattica per fare conoscere questo periodo, questa epoca e poi quello che caratterizza tutti questi casi, che su quasi tutti aleggia la figura della P2, dei Ciogelli, dei servizi segreti. È un po' un elemento che accomuna un po' tutti questi casi che io ho trattato nel libro. Beh, io dico che in molti casi le indagini vennero fatte piuttosto frettolosamente, non vennero fatte autopsie, non vennero fatti degli accertamenti tecnici, ma vennero archiviati con una certa rapidità, magari una maggiore attenzione e un maggiore approfondimento investigativo avrebbe potuto dare qualche risultato diverso.